Allora, dove ci troviamo e qual è la storia di questo posto? Qui siamo alla Stanga, località proprio La Stanga, che dà il nome anche al locale che esiste da oltre 200 anni. C'era ancora quando non c'era la strada, dopodiché hanno fatto la strada carrozzabile e qui è diventato un cambio della posta, della dirigenza in sostanza. Qui siamo intorno al Larin, dove noi facciamo la polenta tutti i giorni. Qua davanti abbiamo le nostre polpette, che è diventato un must ormai del locale. In cucina facciamo tutto noi fatto in casa, la pasta, pane e tutto quanto. E poi queste sono il classico cicchetto per bere un'ombra in compagnia, insomma, che poi da qualche anno sono diventate anche Coppa Polpetta, nel senso che durante il periodo invernale della stagione dello sci la gente fa un'iscrizione così, diciamo, quasi goliardica a squadre, danno un nome di fantasia, solitamente il numero di partecipanti è variabile da 2 a 3 a 10, non è che è. Ogni volta che passano o passa qualche amico segniamo le polpette a nome della squadra. C'è anche un'applicazione perché la gente ci tiene tanto a vedere come è messa in classifica. Fine stagione dello sci, di solito verso fine marzo, facciamo una premiazione dove diamo polpette e birra gratis per tutti, facciamo le maglie e ci riprepariamo per la stagione successiva, insomma. Il record della squadra sono sui 1700 polpette in una stagione, insomma, 3 mesi di stagione. Diciamo che noi bellunesi e montanari, il fatto di cicchetti così non è che ci piacesse più di tanto. Certo che quando si arriva in un locale, ci siamo in 3-4 e tutti offrono un giro, poi c'è bisogno anche un po' di così di aiutarsi con qualcosa da mangiare. Il panino no, il polpetto come va da qualche parte, qui non si mangia, abbiamo pensato a queste polpette che aiutano un po' così a prendere un bicchiere di vino più volentieri. Abbiamo iniziato a farle, dopodiché mia moglie ha avuto l'idea di questa Coppa Polpetta e da lì poi i numeri sono diventati totalmente diversi, insomma. Ecco, per dare un senso alla storia di questo posto avete creato anche un museo. Sì, abbiamo creato un museo, sì, proprio, hai detto bene, per far capire alla gente come mai anche del fabbricato che è fatto in una maniera piuttosto che in un'altra. Il museo è messo in nella vecchia stalla dove tenevano proprio i cavalli, facevano il cambio a quelli stanchi con quelli freschi, e lì abbiamo messo dentro delle cose che ci sono sempre state qua, per dire le classiche moneghe, che sono quelle cose che servono per tenere alte le coperte, si metteva la brace per tenere il caldo al letto, piuttosto che abbiamo degli attrezzi per l'agricoltura, i basti dei cavalli, la cucina economica che era qua davanti, che facevano tutto quanto qua sul Larin, tra la cucina economica e il camino, un po' di queste cose, insomma. E poi tra qua e dove abbiamo il museo c'è la rimessa, come veniva chiamata una volta, e noi la chiamiamo ancora. Lì dentro abbiamo messo le carrozze proprio per ricordare com'era, perché lì la gente entrava con la carrozza, staccava i cavalli, le merci venivano tirate giù, si arrivavano altre persone e poi ripartivano da lì che erano al coperto, e si chiama proprio rimessa. Le polpette diciamo sono una cosa abbastanza recente, e quello che dici tu è lo zabaione che facciamo qui alla brace, è proprio legato alla storia, è la storia della Stanga, un dolce che viene fatto da sempre, semplice, uova, rosso d'uovo, zucchero, marsala, e poi sbattuto qui sul camino e poi servito con i biscottini. Quello è proprio il dolce storico del locale. Anche entrando capisce già, poi magari chi si ferma a dormire, che abbiamo anche delle stanze, le abbiamo tenute con i lettoni antichi di un tempo e con gli stessi arredamenti, e vede proprio che è legata al passato, insomma.